Posteriormente le devo tirare ed allungarle e quindi per tutta la pratica avrò questo allungamento. E inoltre saranno non solo allungate ma anche leggermente distaccate da terra. Quindi io tiro le dita, le allungo. Ok, quindi inizieremo con i movimenti che faremo. Prima di tutto osserviamo il nostro respiro. La percezione degli appoggi sulla terra. Attiviamo il sorriso all'inspiro. All'espiro sentiamo l'appoggio del corpo, continuando ad allungare le dita del piede, cercando di prendere con la mano anche i metatarsi. Inizieremo espirando a sollevare il ginocchio sinistro, inspirando discendo giù. Espirando farò ruotare in intrarotazione la coscia e la gamba. Sto continuando ad allungare tirando le dita dei piedi e metatarsi. Inspirando discendo. Espirando mi piego in avanti. Sto continuando ad allungare e tirare posteriormente. Inspiro. Poggio la mano a terra, espirando allungo cercando di non avvicinare mai il mento sulla gola ed inspirando discendo. E ripeto questi 4 movimenti in sequenza, seguendo i tempi del vostro respiro, espirando inspiro. Lo ripetiamo ancora una volta. Espirando sollevo la gamba, il ginocchio, sto tirando posteriormente le dita. Sospendo per un attimo a polmoni vuoti. Inspirando discendo. Così aggiungo le sospensioni del respiro a polmoni vuoti. Espirando faccio ruotare l'anca, libero il collo.
Inspiro e discendo. Espirando mi tuffo in avanti, scivolo in avanti. Vi ricordo di non comprimere l'addome. Posso trovare anche un appoggio. Quello che è importante è non avvicinare il mento alla gola. Dopo aver praticato su un lato, prima di cambiare la posizione ci mettiamo in piedi per sentire gli appoggi. Come sento quel piede che ho attivato, gli estensori, i flessori, e come sento l'appoggio di quel piede a terra. Namaste.